E allora oggi è lunedì 8, oggi il mercato ittico, c'è stato il primo giorno di apertura dopo il fermo pesca. Ovviamente tante attese, ovviamente i pescatori dopo queste prime battute di pesca hanno portato una buona quantità di prodotto, ovviamente sempre di qualità. Quali sono i risultati? Allora, questa sirena cosa vuol dire? È inizio delle aste, delle contrattazioni, è il primo giorno di fermo pesca, la fine del fermo pesca, i pescatori hanno preso il prodotto che già si sapeva, calamari, triglie, polpi, seppie, i prezzi adesso sono per il momento ancora indicativi, i primi giorni andrà anche bene, anche perché da ancora in giù è fermo pesca, perciò il meridione avrà bisogno di questo prodotto. Fra 15 giorni però vediamo, quando riapre anche la pesca giù, come saranno i prezzi. Speriamo bene per i pescatori. Comunque mi sembra come primo giorno, insomma dai, sembrerebbe positivo. Bisogna vedere soprattutto domani mattina, che arrivano le cocce, quelle più grandi, cosa portano. Comunque si pensa bene, pensiamo bene. Domani mattina a che ora? Domani mattina le contrattazioni iniziano per le 4. Alle 4 della mattina? Sì. Va bene, grazie. Ciao. Caparà, ma essendo il primo giorno sta attenti con i prezzi, perché adesso non si mica sta giù da mettere il biglietto e aspettare il prezzo, adesso ti aspetta il prezzo. Adesso questi ragazzi che sono in piedi, sono i pescatori, stanno aspettando, esatto. Stanno aspettando che qualcuno gli vada a fare l'offerta. Esatto, c'è il statore, dove sono i ragazzi della barca e quello lì è tutto venduto, il pesce che è dietro è tutto venduto, qui davanti è quello da venduto. E questi signori che stanno portando invece? Dei pescatori che vanno a portare il pesce, lui viene a statore. Che sia abbronzato, vieni da una battuta di pesca. Esatto, sì, da una battuta. Dai, i tuoi contatti a Chioggia cosa dicono di questo primo giorno dopo il fermo pesca? Dai, positivo, fermo pesca buono decreto, una buona gestione adesso delle settimane successive del fermo, c'è da lavorare sul mercato, bisogna lavorare sui mercati e sul sistema della distribuzione, per il resto moderatamente soddisfatti. Bene, grazie. Comunque, a parte questi interventi registrati, così parlando con alcuni amici pescatori ci dicevano che erano un po', non dico delusi, però insomma erano in aspettativa, perché tanti acquirenti, sapendo che i pescherecci stanno ancora arrivando, dovranno portare ulteriori quantità di prodotto e stanno aspettando, come avete sentito prima, anche diciamo l'apporto di domani mattina alle 4, e diciamo che ci riferiscono che è tutto un po' fermo. Sentiremo domani alle 4.